volta nel tricolore, picchetto d'onore per Domenico Zorzino. Anguillara si è fermata per i funerali di Stato del poliziotto eroe celebrati dal vescovo di Padova. Le parole commosse del figlio Tommaso. Ai funerali anche il ministro dell'Interno Piantedosi e il capo della polizia. Giornata di lutto cittadino, in mattinata l'addio anche al 75enne Valerio Buoso. La bufera su Gio Formaggio dopo l'accusa di molestie della leghista Cecchetto. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia: non ho fatto nulla di male, ma se si è sentita offesa verbalmente chiedo scusa. La consigliera non arretra. Tensione in maggioranza a Palazzo Ferrofini. La Lega: vicenda inqualificabile, solidarietà a Cecchetto. L'opposizione: siano fatte verifiche e si applichino sanzioni. Permesso premio per un giorno per Michele Fusaro, il bassanese che nel 2007 uccise e fece a pezzi Iole Tassitani a Castelfranco. Rabbia in città, la famiglia: ce lo aspettavamo, siamo indignati. Paura nella notte a Borso del Grappa dopo lo scoppio di un macchinario. Un incendio devasta l'area lavorazione di un'azienda Orafa. Vigili del fuoco al lavoro per ore, danni ingenti. L'8 marzo delle donne venete, ancora alle prese con le denunce per le violenze dentro e fuori le mura domestiche, ma anche il loro riscatto sul lavoro e le pari opportunità. Buonasera, ben ritrovati. Eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3 che parte doverosamente da Anguillara Veneta. Il giorno più lungo per la comunità che oggi si è stretta ai familiari di Domenico Zorzino e Valerio Buoso. Nel pomeriggio funerale di Stato per l'agente di polizia, la presenza del ministro dell'Interno Piantedosi. Il figlio dell'agente in chiesa ha detto: ciao grande uomo, il tuo Putin Tommaso. Picchetto! Atti! Incede con andare solenne il picchetto d'onore della polizia e avvolta nel tricolore la bara di Domenico Zorzino, arrivata sul sagrato protetta dagli agenti per ricevere il tributo dei colleghi di tutta la comunità prima dell'ingresso nella chiesa di Anguillara Veneta. Onori ai caduti della Polizia di Stato! I primi ad arrivare i familiari di Domenico con in testa il papà Giovanni, accanto al feretro la compagna Sabina e il figlio Tommaso. Ad Anguillara anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con il prefetto di Padova Raffaele Grassi, il capo della polizia Lamberto Giannini con il questore Antonio Sbordone. Troppo piccola la chiesa di Anguillara Veneta per contenere quanti si sono stretti alla famiglia di Domenico nel sincero dolore per la sua morte e per un gesto, testimonianza di quotidiana dedizione al bene, come ha ricordato il vescovo di Padova Claudio Cipolla, che ai giovani presenti e in particolare al figlio Tommaso dice: per quanto riguarda l'educazione dei figli, penso che si debbano insegnar loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro. Non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo. Che il Signore ci dia il coraggio e la forza di continuare su questa strada che ha dato qualità alla vita di Domenico. Palpabile in chiesa il dolore e la commozione che si sentono nelle parole del sindaco Alessandra Buoso. Generosità, responsabilità e altruismo, un grande esempio di vita. Parla poi il figlio Tommaso. Sarai il mio angelo, papà. Dovrai lavorare anche da lassù. Dovrai vegliare su di me e sulla mamma, come hai sempre fatto. Ti voglio tanto bene e te ne vorrò per sempre. Ciao grande uomo. E il tuo Putin, Tommaso. In ricordo del fratello Angelo e di Tiziana Mezzacapo, dirigente del reparto prevenzione e crimine, raccontano il valore dell'uomo e del poliziotto. L'ultimo saluto ufficiale è quello del parroco, Don Giampaolo Assiso. Il feretro di Domenico Zorzino esce poi sul sagrato dove il picchetto d'onore saluta il figlio, fratello, amico, poliziotto. C'è la gratitudine dello Stato e l'ammirazione per uno dei suoi uomini migliori nell'abbraccio del ministro al figlio della gente, con la comunità che scioglie l'emozione in un applauso. Un
Un dolore, lo avete visto, che ha unito davvero tutta la comunità di Anguillara, alle famiglie di Domenico Zorzino e Valerio Buoso. Ripercorriamo allora questa lunga giornata. Negozi chiusi, scuole e attività ferme. Un minuto di silenzio a mezzogiorno. Tutti ad Anguillara si sono fermati almeno per un pensiero, una preghiera, se non un gesto per i paesani Valerio Buoso e Domenico Zorzino. Un evento incredibile quello della loro morte, così come quello dei 2 funerali nello stesso giorno, nella stessa chiesa. E mentre dalla chiesa di Anguillara poco prima di mezzogiorno usciva il feretro del pensionato Buoso a fine funerale, negli stessi minuti dall'ospedale di Schiavonia, dopo una preghiera guidata dal cappellano della polizia Don Ulisse Zaggia, si è mosso il corteo ufficiale della Polizia di Stato a scortare il carro funebre del collega coordinatore Domenico Zorzino. A pochi chilometri nella palestra di Anguillara era pronta la camera ardente. Ad attendere la salma dell'eroico poliziotto e i suoi familiari, il sindaco Alessandra Buoso e tanta gente. Qui la bara è stata ricoperta dalla bandiera italiana. Sopra una fotoritratto di Domenico Zorzino. A fianco, su uno sgabello, lo stemma della divisa e il cappello d'ordinanza. Tanti omaggi continui da parte dei paesani in lacrime e anche dei colleghi che si sono alternati nel dare l'ultimo saluto per non lasciare mai soli i familiari di Zorzino. E in mattinata l'addio, lo avete sentito, a Valerio Buoso, il parroco Don Giampaolo. Dalla tua famiglia un grazie, a quella di Domenico, la figlia di Valerio. Non potrò più rimproverarti, stai vicino alla mamma. Il lutto e il silenzio rotto dal suono delle campane avvolge la comunità di Anguillara Veneta nel giorno più lungo che inizia con l'addio a Valerio Buoso. È coperta di girasoli la bara di Valerio Buoso, che entra in chiesa accompagnata dal parroco Don Giampaolo Assiso, del cappellano militare Don Ulisse Zaggia, seguiti dalla sua adorata famiglia. Sul sagrato l'omaggio delle moto e delle auto della polizia, con i colleghi di Domenico Zorzino, la gente che non ha esitato a gettarsi nelle fredde acque del Gorzone venerdì per salvare l'anziano, morto con lui in un estremo abbraccio di bene e coraggio. Ricorda chi era Valerio Buoso nell'omelia Don Giampaolo Assiso. Era umile e riservato Valerio, non amava il clamore, amava sua moglie Ada, i figli e gli adorati nipotini. Dava una seconda vita alle cose e aveva l'hobby dei mercatini. La tua famiglia, Valerio, ringrazia ancora quella di Domenico. Commosso il saluto della sindaca Alessandra Buoso. Vogliamo stringerci a voi in un virtuale abbraccio, come Valerio ha fatto con Domenico negli ultimi istanti della sua vita, oggi e per sempre. Grande l'affetto della figlia di Valerio e dei suoi nipoti. Papà, volevamo darti un ultimo saluto e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Vorremmo poter sentire ancora la tua voce, poterti rimproverare per l'ennesima cianfrusaglia raccattata in qualche mercatino e prenderti in giro per le cose vecchie da sistemare che sistematicamente non sistemavi. Nel nostro cuore sarà sempre vivo il tuo ricordo. Aiuta la mamma ad essere forte. Proteggici da lassù. Buon viaggio, papà. E mentre ad Anguillara torna la salma di Domenico Zorzino, Valerio Buoso lascia la chiesa del paese dove ha trascorso tutta la sua vita. Lasciamo questa dolorosa pagina da Anguillara. Ora andiamo in Consiglio regionale, dove c'è Gio Formaggio nell'occhio del ciclone. La leghista Milena Cecchetto lo accusa di averla molestata proprio in Consiglio regionale e lui respinge ogni addebito. Un caos mediatico stamattina, tutti i giornali, cioè un casino. Ieri sera usciamo dal Consiglio, siamo lì nell'atrio, lei è seduta sul bracciolo di un divano, io arrivo lì per chiacchierare, la spingo per la spalla,
lei si siede sul divano, io mi siedo nel bracciolo, cominciamo a chiacchierare anche con altre persone, del più, del meno, insomma battute eccetera, come facciamo di solito, e poi ci siamo salutati, e tutto tranquillissimo, ciao, eccetera, e dopo mi sveglio stamattina con questo casino. Veramente non capisco cosa sia successo. Gio Formaggio non capisce cosa sia successo. Ripercorre quegli attimi trascorsi nell'atrio di Palazzo Ferrofini, proprio davanti all'aula del Consiglio regionale Veneto. È lì che Milena Cecchetto si sarebbe sentita molestata. Lei, consigliera della Lega, lui di Fratelli d'Italia, entrambi vicentini ed ex sindaci, lui di Albettone, lei di Montecchio Maggiore. Si conoscono da 14 anni, ma questa volta qualcosa nel rapporto tra i due si spacca. Di molestia si può parlare perché comunque lui ha dichiarato di avermi spinto sul divanetto, quindi non è un toccare una spalla o comunque un gesto, voglio dire, non controllato. Mi ha spinto sul divanetto e quel bacio che lui dice di avermi dato sulla guancia per andare via non era proprio così ricambiato e così affettuoso come lui vuol far credere. Molestie, ma stiamo scherzando? Battute eccetera come al solito, ci siamo salutati, ci siamo baciati, però non capisco veramente cosa sia successo, nel senso io non ho fatto nulla. La vicenda esplode proprio nel giorno della festa della donna. Gio Formaggio, da prassi politica, valuta di autosospendersi da Fratelli d'Italia. Intanto il presidente del Consiglio regionale convoca l'ufficio di presidenza che esaminerà la vicenda. Insomma, scatta un'indagine interna e la stessa Milena Cecchetto non esclude di intraprendere altre iniziative. Io valuto eventuali iniziative per tutelare la mia persona e la mia immagine. C'è da dire una cosa, sono rimasta spiazzata io che ho un carattere comunque strutturato e forte. Per la prima volta capisco perché per le donne è così difficile denunciare e oggi mi rendo conto della paura di intraprendere determinati percorsi. Ho provato a contattare Milena, adesso con tutto sto casino magari mi risponderà domani, dopodomani, perché veramente voglio parlargli, non so, se ho urtato la sua sensibilità con qualche battuta, gli chiederò anche scusa, ma veramente non vedo l'ora di vederla a quattro occhi, parlarci, perché non ho nulla da nascondere, nel senso è un'amica. È una grandissima amica, abbiamo fatto cene, abbiamo fatto campagne elettorali, abbiamo fatto di tutto assieme. Sono 14 anni che io con Milena lavoro in politica. Sembra un incubo. E dunque l'avete sentito, c'è tensione in maggioranza a Palazzo Ferrofini con la Lega che dice vicenda inqualificabile, solidarietà a Cecchetto. Ci sono due versioni contrastanti di due colleghi consiglieri. Io ho formulato immediatamente ieri, quando sono stato convocato ufficialmente, formulato comunque le scuse per qualsiasi situazione che possa essere in qualche modo creatasi in quel momento dove io non ero presente. È prudente Enoch Soranzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ma l'accusa di molestie mossa al suo compagno di partito Gio Formaggio dalla consigliera leghista Milena Cecchetto è diventata un caso nazionale. Pur col beneficio del dubbio, Elena Donazzan, unico assessore della giunta Zaia di Fratelli d'Italia, è più diretta. Una donna si sente offesa, a questa donna va dato il massimo della vicinanza e del rispetto. Dall'altra parte io mi auguro che si possano veramente chiarire, che insomma, voglio sperare in una incomprensione. Certo che se uso il condizionale perché è d'obbligo, se queste molestie fossero dimostrate, confermate, sarebbe incompatibile la sua presenza con un partito come Fratelli d'Italia. La Lega intanto è all'attacco. In una nota congiunta le esponenti leghiste del Consiglio regionale hanno stigmatizzato quanto accaduto ieri a Palazzo Ferrofini, raccogliendo immediatamente il sostegno del capogruppo della lista Zaia Alberto Villanova. Su queste cose non si può sorvolare, anche perché noi dobbiamo essere un esempio per tutta la regione che ci guarda, quindi questi fatti non sono tollerabili. Ha fatto bene Milena a parlare, ha fatto bene ed
deve avere tutto il sostegno, come dicevo prima, la difesa del suo gruppo. Sulla stessa linea anche il capogruppo della Lega Giuseppe Pan, che ritiene la vicenda ancora più grave per essere accaduta in una sede istituzionale. Formaggio dice che è caduto dalle nuvole. Beh, sentendo la Milena non mi sembra sia così. Questo sinceramente, con dei fatti del genere, io voglio assolutamente credere a Milena e su questo non ci sono dubbi. E ha avuto modo di parlare anche con la segreteria regionale o addirittura nazionale di una vicenda che oramai ha superato i confini del Veneto, che riattira dentro il partito? No, il partito è molto serio, ha dei punti fermi e spetterà loro adesso esprimersi. L'altro fronte è quello delle opposizioni che chiedono compatte verifiche immediate ed eventuali sanzioni. Esprimiamo totale vicinanza e solidarietà alla collega Milena Cecchetto, vittima di un episodio che sarebbe di gravità assoluta, e condanniamo con fermezza il comportamento del consigliere Formaggio, che apparirebbe autore di molestie gravi nei confronti della collega. L'opposizione risponde compatta di fronte ad una notizia piombata come un fulmine a ciel sereno sul Consiglio regionale del Veneto. Sono cose che non possiamo accettare come cittadini in primo luogo, tantomeno come rappresentanti delle istituzioni. Quello che noi faremo nei prossimi giorni sarà chiedere veramente attenzione nel linguaggio, nei comportamenti, perché nessuno possa sentirsi offeso. Credo che la consigliera Milena sia assolutamente una persona corretta, una donna, si diceva una volta, dalla schiena dritta, e quindi vuol dire che ha subito un qualcosa che andava ben oltre quelli che sono degli atti di normalità. I consiglieri regionali di opposizione attendono le dovute verifiche e le eventuali conseguenti azioni sanzionatorie per vicende che sostengono andrebbero anche a danno della credibilità e della dignità del Consiglio regionale del Veneto. È chiaro che le affermazioni della collega, qualora dovessero risultare così per come sono state fatte, è un caso di un'estrema gravità. Dovremmo mettere in campo tutte quelle azioni previste da statuti e regolamenti per vedere come si può al massimo censurare questo comportamento. In quanto vicepresidente del Consiglio regionale, la consigliera PD Francesca De Zottis fa parte dell'ufficio di presidenza che analizzerà il caso. Con lei il presidente Roberto Ciambetti, l'altro vicepresidente, il leghista Nicola Finco, Erika Baldin dei 5 Stelle e Alessandra Sponda di Zaia Presidente. È previsto che si ascoltino anche le due persone interessate. Questo, cosa succederà lo decidiamo domani. Sarà, ripeto, per correttezza istituzionale, visto che stiamo parlando anche di istituzione, è giusto che sia il presidente poi a comunicare quelle che saranno le scelte che faremo. Torniamo alla cronaca, al sequestro e l'omicidio di Iole Tassitani, primo permesso premio già usufruito per l'omicida reo confesso Michele Fusaro, per la famiglia Tassitani l'ennesimo dolore. Siamo indignati. Luisa Tassitani, sorella di Iole sequestrata e uccisa nel 2007 dal falegname bassanese Michele Fusaro, commenta con queste parole il primo permesso premio concesso e già usufruito dall'autore di quell'atroce delitto. Me lo aspettavo a breve un primo permesso premio, prosegue Luisa, ma non credo nella rieducazione e nei premi per chi ha commesso un omicidio volontario di questa portata. Condannato a 30 anni di reclusione, nessuna collaborazione con la giustizia, nessun nome dei complici di cui era palese l'esistenza, Fusaro ha potuto lasciare per la prima volta la cella e trascorrere qualche ora a casa con i familiari. Un provvedimento una tantum, vista la buona condotta del detenuto che l'avvocato Roberto Quintavalle, legale all'epoca dei fatti della famiglia del notaio Luigi Tassitani, commenta così. Sembra una battuta, esce dal carcere, così va bene. No, non esiste. Una notizia ridicola, continua l'avvocato, che non fa, aggiunge, onore alla giustizia. Io avrei capito se il suo legale, non lui, avesse chiesto, che ne so, i domiciliari o qualcosa d'altro, ma che lui si prenda un permesso premio perché è stato un bravo ragazzo in carcere, mi ripeto, non esiste proprio. Insomma. Fusaro, oggi 56enne, terminerà di scontare la sua pena nel 2037. Sapere che per lui, anche se per 10 ore, è stato possibile ritornare alla vita di sempre è l'ennesimo colpo per una famiglia provata da un dolore indicibile e che meno di 2 mesi fa ha dovuto dire addio anche alla mamma di Iole, la signora Marisa. Una vicenda che scuote l'intera comunità di Castelfranco Veneto. È stato un delitto efferato e mi sembra non vi sia mai stata una sorta di pentimento. È difficile accettare che la giustizia consenta questo tipo di percorso, è difficile accettarlo per i familiari, è difficile accettarlo per la cittadinanza
è un tema sul quale in qualche modo dovrebbe interrogarsi chi legifera e chi fa le leggi rispetto a delitti, mi ripeto, così atroci, così efferati. Andiamo a Padova, paura nel pomeriggio di oggi in via Borelli, la probabile esplosione di una bombola del gas in un appartamento di un condominio di 4 piani, lo vedete nelle immagini, ha provocato un incendio, 2 persone sono rimaste intossicate, l'allarme ai soccorritori è stato immediato, sul posto vigili del fuoco, SUEM e polizia, l'area è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. Le cause dell'incendio sono al vaglio degli inquirenti, fin da subito è stata esclusa la matrice dolosa, l'attività di messa in sicurezza della palazzina è andata avanti fino a tarda sera, non è ancora noto se sarà concessa l'abitabilità dell'appartamento dove si sono sprigionate le fiamme. I feriti in pronto soccorso sono stati sottoposti ad accertamenti che hanno scongiurato a quanto pare per ora conseguenze serie. Andiamo avanti con un altro incendio, quello che è divampato nella notte alla ditta Orafa Chrysos di Borso del Grappa, ha scoppiato un macchinario del reparto depurazione. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba per spegnere le fiamme divampate intorno alle 2 all'interno del locale depurazione dell'azienda Orafa Chrysos, officina Bernardi. Siamo in via Vallina Orticella a Borso del Grappa. Per domare il rogo e impedire che l'incendio si propagasse al resto dello stabilimento sono state impegnate squadre di pompieri da Castelfranco Veneto, Asolo, Treviso e Bassano. Probabilmente sarà stato un fenomeno elettrico, non lo sappiamo, non siamo neanche in grado di capire. Adesso stiamo iniziando, in questo istante stiamo iniziando lo sgombero, quindi dopo vediamo come è successo. In attesa di far luce sulle cause del rogo, la Chrysos fa la conta dei danni, alla luce anche di quanto emerso dal sopralluogo effettuato questa mattina con i tecnici del comune e dell'impresa costruttrice. Sul posto anche i carabinieri. Sicuramente abbiamo dei danni importanti. L'importante è che l'attività resti ferma il meno possibile e comunque adesso non dobbiamo ancora fare noi una stima dei danni. Il danno si è sviluppato in una zona non produttiva, perciò in una zona di depurazione delle acque dove c'è una grande caldaia, che però ha provocato un'esplosione con danneggiamenti alla struttura interna. Altro aspetto da sottolineare è che il reparto interessato da questo incendio non ospitava elementi di inquinamento ambientale, pertanto questo facilita sicuramente la ripresa dell'attività e naturalmente i tempi saranno quelli necessari allo sgombro, a un ripristino, a una riqualificazione. Fortunatamente nell'incendio nessuno è rimasto ferito. Gli operai sono già al lavoro per le operazioni di sgombero e di ripristino dei locali interessati dalle fiamme. La speranza di tutti, proprietà e dipendenti, è di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Si ritiene che, alla luce di quanto si è potuto valutare in un primo sopralluogo, il capannone non abbia strutturalmente subito dei danni. I danni sono causati appunto da questa esplosione, da danni ai serramenti e dall'enorme quantità d'acqua necessaria per spegnere l'incendio e domare l'incendio. 8 marzo, nella giornata dedicata alle donne non si può non tener conto delle donne che si informano su come fuggire da compagni violenti. Nel 2022 siamo a Padova, con questi dati il loro numero è aumentato. 1127 donne e 786 bambini. Potrebbero essere gli abitanti di un piccolo paese padovano, le oltre 1900 persone passate nel 2022 a chiedere informazioni o aiuto al Centro Veneto Progetti Donna di Padova. La Onlus, che offre sostegno a donne italiane e straniere in difficoltà e coinvolte in situazioni di violenza e maltrattamento familiare e non solo. Il numero di donne che si sono rivolte al centro anche solo per un colloquio o per un accompagnamento legale è in aumento. Sono state invece 37 le donne con 27 bambini ad essere ospitate nelle case rifugio protette. Ci sono donne che rimangono anche anni dentro le strutture protette perché il percorso di fuoriuscita dalla violenza è un percorso ancora troppo pieno di ostacoli. Parliamo di ostacoli che riguardano i ritardi nei tempi della giustizia
e si parla di udienze preliminari anche dopo anni, la prima denuncia, e ritardi anche e ostacoli soprattutto nel trovare un lavoro che possa rendere le donne autonome economicamente, e poi anche una casa che garantisca a quelle donne, ai loro figli e figlie, di essere libere da appunto ogni costrizione. 5 le case rifugio in tutta la provincia gestite dal Centro Veneto Progetti Donna, 5 i centri antiviolenza sparsi nel Padovano. Qui si offre ascolto, sostegno, rispetto, attenzione. La società sembra però non considerare queste realtà e il servizio che danno. I contributi pubblici sono sempre insufficienti. Parliamo di pochi euro al giorno per ogni donna che accogliamo, che non sono assolutamente sufficienti, equi e degni del lavoro che viene fatto quotidianamente a sostegno appunto di tutte le donne che ci chiedono aiuto. In chiusura un'ultima ora di cronaca proprio di questi minuti, sparatoria in strada, uomo ferito alla schiena, siamo sul sito del Gazzettino, la località è Lonigo in provincia di Vicenza, ferito alla schiena da un colpo di pistola, è gravissimo, aggressore in fuga. È accaduto oggi, la vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze sull'agguato, non si conosce al momento l'identità della persona rimasta ferita, naturalmente in caso di aggiornamenti ve li daremo nelle prossime edizioni. Mi fermo qui, grazie per averci seguito. Ora le previsioni del tempo, tra poco l'edizione di Venezia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Alta pressione con bel tempo e clima primaverile, poi venerdì una perturbazione porterà qualche pioggia. Il dettaglio intanto di giovedì 9 marzo. Sul Veneto avremo iniziali nubi basse e locali nebbie in pianura. In seguito ampi tratti soleggiati con cielo poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature in aumento, minime tra 2 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 15 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo piogge sparse e intermittenti, più probabili sull'alta pianura, sulla fascia prealpina e sul Carso. In giornata migliora con tanto sole ovunque. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove le nubi si diraderanno su gran parte del territorio e durante il pomeriggio il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 18. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.